5 droni di diversa tipologia, dimensioni, autonomia di volo e 6 piloti per guidarli nei più differenti contesti operativi, ricognizione incendi, ricerca di persone ma anche verifiche di frane e danni idrogeologici, il tutto senza alcun rischio per l'incolumità dei pompieri impiegati. Ecco la missione operativa del nucleo SAPR Friuli Venezia Giulia, presentato al comando provinciale di Trieste in via Dalviano, dove è stata allestita anche una simulazione per far capire l'effettiva operatività degli strumenti che vediamo sorvegliare spesso le nostre vite per scopi fotografici o documentaristici e in questo caso utili a ricerca o indagini che possono pure salvare delle vite. Il primo nucleo regionale SAPR, che sono sistemi automatici di pilotaggio remoto, per riuscire a svolgere la nostra attività di soccorso in maniera più piena, più completa, ma soprattutto standardizzata, perché standardizzare significa a livello nazionale avere in tutte le regioni questi nuclei che ci danno questo valore aggiunto di riuscire a fare davvero tanti interventi con una visione da parte nostra, una visione immediata. Questa tipologia di drone, che è la maggiore che abbiamo, ha la possibilità ad esempio di montare della sensoristica particolare, ad esempio per fare delle ricerche radiometriche, ovvero in questo momento stava facendo delle riprese con l'infrarosso, quindi per poter vedere la differenza termica, quindi la risposta termica, supponiamo di notte in un bosco, e vedere un corpo caldo, quindi anche un animale se vogliamo in movimento. Oppure un domani anche la possibilità di avere un'attrezzatura particolare che consente di andare a ricercare i telefonini anche qualora il telefonino sia spento, proprio sfruttando la risposta e quindi interrogando sul terreno il dispositivo che eventualmente è disperso.